vicino a Bagnoregio, a poco più di mezza strada tra Orvieto e Viterbo, è il paese che muore, secondo quanto dicono i cartelli pubblicitari. In certe ore del giorno Civita di Bagnoregio è già la città morta. Ecco il bel campanile, muto. La chiesa assai grande, con 3 porte, è chiusa. Chiuso il palazzo che fu sede del vescovo. Silenziosi, la grande piazza e tutti i vicoli con le tipiche scale esterne. Dal vuoto di una finestra senza vetri si intravede un comignolo, spento. Tutto parla di una vita che non esiste più. Anche gli stemmi nobiliari sono i segni di una vita tramontata. Questi i resti del più possente palazzo di Civita, quello dei conti Mazzocchi Alemanni. Ecco i ceppi antichi, con iscrizioni che studiosi illustri vennero a decifrare sul posto, e i capitelli romani nella grande piazza, e di nuovo il campanile. L'arco mozzato di un palazzo. E la porta principale che fa da ingresso al paese con un caratteristico corridoio. La porta, l'unica rimasta delle 4 esistenti, si gloria del suo passato, non senza qualche segno di forza guerresca. Ma Civita non è completamente morta. In alcune ore del giorno la cittadina ha ancora i segni della vita. E mai come in questo silenzio, in questa solitudine, i fiori sono stati più fiori di quelli di Civita. Quale significato prendono qui le forme primitive ed essenziali della vita? Tutto diventa come un rito. Ecco il forno per il pane con la donna che attizza il fuoco. State sicuri che da questo forno uscirà un pane con le forme e il sapore antico. Pane vero. L'acqua per lavare e pulire e per bere. Quale miracolo quassù. E questo è il ciabattino, l'ultimo artigiano di Civita. E sapete come si chiamano questi vecchi, e in genere tutti gli uomini anziani di Civita? È un particolare curioso. Hanno tutti i nomi della Bibbia. Aronne, Mosè, Isaia. E i vecchi parlano con i galletti, con le bestie, con le cose rimaste sole e quasi stupefatte. Nessuna meraviglia che in un paese simile gli animali abbiano cittadinanza nelle vie principali, come questi maialini sul corso. Balconi fioriti nel paese che muore, e questa ragazza snella e diritta con l'anfora sulla testa segna il passo del tempo. Fiori e bambini, colori e gridi di gioia mai hanno avuto un significato di vita come qui.
messi, i frutti, hanno qui un senso diverso che altrove. In questi campi ubertosi, dove le insalate sembrano avere un sapore più gradito, dove l'uva produce un vino che può contendere con i vini famosi delle contrade tanto vicine a Civita di Bagnoregio, l'Est di Montefiascone e quelli di Orvieto. Ecco gli oliveti, ricchezza un tempo dell'agricoltura viva. Questa terra generosa e fertile ha nel suo grembo il germe della morte, l'erosione dell'humus precipitante negli abissi. Questo è Montione, un grumo di tufo sulle crete. È come un dito alzato a denunciare la morte che viene dalle erosioni. Un segno di protesta, ma insieme un richiamo di aiuto. Quel dito indica lo spettacolo d'orrore tragico, commisto a un senso di misteriosa, incredibile dolcezza, che è la caratteristica di questo panorama. Ecco i resti del ponte, unica via che congiunge Civita al mondo. Un tempo fu una strada con pietre romane, salde e compatte. Vi passarono sacerdoti etruschi e consoli romani. Dopo molte vicissitudini, legate all'opera distruggitrice del tempo e degli uomini, il ponte andò in rovina. Adesso si è rimediato con passerelle di legno, il cui transito è l'avventura pericolosa di ogni giorno, di ogni ora. Solo un nastro, quasi un filo tra due abissi, e da un momento all'altro può arrivare la notizia che Civita è rimasta staccata dal mondo. Se il dito di Montione è una protesta, la campana di Civita è soprattutto una preghiera e un grido di aiuto. Esso addita le rovine, le case diventate spelonche, i dirupi orripilanti, le creste a spina di pesce, i famosi ponticelli fra gli scrimi bianchi, che di sera sono come il ricamo di guglie lontane. È un grido di aiuto, affinché il paese che muore diventi un paese da salvare. E questa è cosa possibile e giusta. Civita di Bagnoregio è degna di essere salvata, perché, come pochi paesi, unisce storia a bellezza. Qui, infatti, nacque uno dei santi più grandi della cristianità, San Bonaventura, che la storia mette accanto a Tommaso d'Aquino. Perché in pochi luoghi, come a Civita, l'orrore degli abissi si congiunge a un gioco di colori che variano ora per ora, stagione per stagione, isolando e insieme dando un intenso sapore di antichità, di condensazione del passato, a un ciuffo di case rimaste sospese tra aria e cielo.